dicevo che il mio onore mi preoccupa, perché ne abbiamo parlato tante volte, ma poi concretamente non siamo mai riusciti a farlo. E credo che questo sia uno degli aspetti che dobbiamo porci, dobbiamo farci una domanda, il perché non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo di creare un'area, almeno parliamo degli ultimi anni, delle ultime evoluzioni della politica, un'area popolare, un'area moderata, che per valori e principi, se ne parlava anche questa mattina nel dibattito di questa mattina, appartengono molti dei nostri cittadini in tutta Italia. Allora, guardo gli amici alla mia destra, guardo gli amici alla mia sinistra, ma per dire, perché non ci riusciamo? Qual è l'obiettivo? Io credo che dovremmo fare tutti un passo indietro per raggiungere qualcosa il giorno dopo tutti insieme in avanti. Il passo indietro è che dovremmo forse abbandonare quelle che sono i nostri partiti di appartenenza, le nostre bandiere, dobbiamo andare oltre a quelli che sono anche i nostri leader, la nostra rappresentanza anche strettamente personale nei territori, che dopo tante volte sul livello nazionale si raggiungono degli obiettivi, nel momento che poi si traducono a casa nostra, di ognuno di noi, abbiamo il problema del vicino di casa, chiamiamolo così, che è perché quella volta lui è dall'altra parte, abbiamo fatto la campagna nel comune, nella provincia, nella regione, nell'ente Pinco Palla Pallino, non abbiamo mai raggiunto l'obiettivo. Allora, se noi riusciamo a fare questo, abbiamo il coraggio, la forza, la volontà di fare questo, il cantiere si trasforma in un contesto di concreto. Io credo che se non riusciamo a fare questo rimane il cantiere e dopo ognuno può continuare il proprio percorso. Dovremmo farlo con regole democratiche, partendo dal basso, facendo la partecipazione di tutti i nostri amici, ognuno della propria rappresentanza, in più la rappresentanza popolare. Non possiamo pensare solo all'aspetto nostro di tre amici che fanno un'adesione, eccetera. Dobbiamo allargarlo. Primaria o qualcosa di nuovo, meglio qualcosa di nuovo che dia realmente una partecipazione popolare della gente, reale, concreta, trasparente, perché così partiamo. Non sarà facile, ma oggi credo che i cittadini ci chiedono chiarezza e rappresentanza, se no corriamo sempre il rischio che meno persone vengano a votare perché non trovano oggi non più in un progetto, in un programma, ma oggi ci sono dei leader, che non è una leadership condivisa rispetto a un percorso, ma sono dei leader forti che promettono chiaramente delle risposte o che danno delle risposte o che qualcuno corre dietro alla pancia della gente nel momento in cui si parla di un tema o dell'altro, ma poi concretamente non si trova. Allora uno vota il male minore, non vota la cosa migliore o il progetto migliore o il programma migliore o quello che rappresenta i valori che tu ti senti all'interno della propria coscienza, cioè, non avendo possibilità va oppure corre sulla pancia o sulla protesta, e questo dovremmo fare proprio un percorso partendo dal basso e studiarlo in maniera concreta. L'italico che ci porta sicuramente a un bipartitismo spinto quanto poco, credo che su questo aspetto noi dovremmo pensare che il premio non solo del partito ma che sia la coalizione possa essere la rappresentanza per una storia italiana non solo popolare ma una storia che è completamente diversa dai paesi anglosassoni o dagli Stati Uniti d'America. Qui le divisioni culturali, storiche, territoriali sono parte del nostro DNA che ci piace o non ci piace, questa è la nostra storia. E quindi la rappresentanza, aprire un dibattito sulle forme costituzionali che sono sicuramente un aspetto fondamentale e importante per far diventare uno Stato smart, eccetera, eccetera, eccetera. Ma credo che per quello che ci riguarda le considerazioni primarie sono quelle che le prime considerazioni che ho fatto. Io mi fermerei qua perché credo che già alcune cose si possano cominciare a dibattere. Allora,